riesco a stare con le mani in mano, anche quando il mondo intorno mi fa strano e non ci vedo chiaro. Non riesco a stare fermo più di un tot di tempo e conto il tempo in BPM, scrivo quel che sento. Non ho rincorso grandi sogni, non ho fatto tanti soldi, ho soddisfatto i miei bisogni ed ho imparato dai miei sbagli, che se non sbaglio sono stati tanti, ma stringo i pugni e vado avanti. Non ho tanti rimpianti, mi basta fare qualcosa che mi tenga occupato. Sono smanioso tipo come quando sei arrapato, non riesco a stare sull'attenti, fermo ben allineato, ma solo a stare zitto a patto che mi togli il fiato. Aspetta tu perché io non aspetto niente, se non ti aspetti niente forse è un po' più divertente, perché la gente non è quasi mai riconoscente, perché la vita regala quando non chiedi niente ed io non chiedo quasi mai, se caso mai ringrazio. Incastro rime come con le tipe, cioè rimpiazzo, e che io con le mani in mano non ci posso stare, quando per vivere non basta solo respirare, guardare e non toccare, parlare senza fare nemmeno più l'amore, a meno che non sia virtuale, concedersi del tempo, agire come sento e fare tutto o niente intensamente. Non scrivo per stupire masse di idioti con frasi ad effetto, o per stordire bimbe minchie e portarmele a letto. Spingo concetti impopolari e se non mi sporco le mani restano solo chiacchiere da eventi culturali banali, come farsi un selfie con l'aperitivo, pensare che voglia sfondare solo perché scrivo come un adolescente un poco alternativo. Quando sto nella merda e dico pensa positivo, io devo fare e disfare per poi ricominciare, combattere con le frequenze e le forze del male e preparare da mangiare, accarezzare il gatto e il cane, rendere denso ogni momento, andare al mare. Ed è per questo che non riesco a stare con le mani in mano, che se mi fermo mi parte la testa e va lontano, e non riesco a starle appresso. Apprezzo molto il sesso e non sono più depresso, guardare e non toccare, parlare senza fare nemmeno più l'amore, a meno che non sia virtuale, concedersi del tempo, agire come sento e fare tutto o niente, ma farlo intensamente.